4 progetti per assistere gli anziani al loro domicilio. Allo studio dell'ASL 4, finanziati dalla Comunità Europea, i contributi stanno per arrivare. L'azienda intende partire a breve, già individuati 2 infermieri. Per sopravvivere ad un mondo del lavoro sempre più in difficoltà occorre puntare sulle relazioni, così il Vescovo celebrando la messa alla SEAC Sub di San Colombano Certenoli. Debutto questa sera per i tramonti a Montallegro. Per 3 giorni una mongolfiera stazionerà a Palo per offrire la possibilità di ammirare la città dall'alto. Il viaggio inaugurale con le autorità. 22esima edizione del Festival dell'Appennino in Musica a Santo Stefano d'Aveto. Ad esibirsi domani e domenica numerosi cori e bande. Alla sera concerto al santuario di Nostra Signora di Guadalupe. Ha vinto la squadra Magil, il terzo torneo di calcio organizzato alla Scuola Maria Luigia di Chiavari a sostegno dell'associazione Et Labora. Il progetto sostiene l'inserimento lavorativo di giovani. Buongiorno a tutti, ben arrivati al TG13. In apertura la sanità. Stanno infatti per arrivare finanziamenti europei che consentiranno di far partire 4 progetti a favore della popolazione più disagiata dell'ASL 4. L'Unione Europea ha scelto il nostro territorio vista l'elevata presenza di anziani come luogo idoneo dove investire per questa sperimentazione. Nel frattempo l'azienda sta dialogando con i comuni e territori per poter partire a breve. Sentiamo. L'ASL 4 sperimenta una sanità a chilometro zero. Lo fa con 4 progetti a sostegno degli anziani del territorio, iniziative premiate dalla Comunità Europea che ha elargito dei contributi per l'area Antola-Tigullio. L'idea sperimentale è quella di aiutare gli anziani a casa propria. I contributi saranno spalmati su 3 anni. Perché è un progetto che riguarda le aree interne disagiate delle valli Graveglia, Aveto e Sturla per quanto riguarda il nostro territorio, che si articola su diversi aspetti. Si parte con l'accompagnamento protetto, ad esempio per l'anziano solo che non riesce a raggiungere l'ospedale anche per una semplice visita ed ora potrà essere contattato e portato direttamente al centro sanitario. Nasce infatti una nuova figura professionale, quella dell'infermiere di famiglia o di comunità. I 2 progetti riceveranno rispettivamente 25.000 e 76.000 euro. Abbiamo già individuato 2 nostri infermieri che già si occupavano di domiciliarità, di territorio, che andranno a fare questo corso avanzato, un master avanzato proprio per conseguire la specializzazione dell'infermiere di famiglia, che sarà colui che accudirà i nostri anziani al loro domicilio, definendo una strategia in relazione con il medico di medicina generale, con i servizi presenti, prestando particolare attenzione agli stili di vita, all'assunzione delle terapie, per dirlo in modo più semplice, quindi verificare l'anziano solo se ha bisogno di particolari interventi. L'altro progetto si chiama RSA aperta, cioè l'esternalizzazione delle cure domiciliari. È la struttura che esce incontro al paziente, usando risorse in capo alle strutture sociosanitarie accreditate o convenzionate con il sistema sanitario nazionale. Perché non utilizzare queste risorse anche per uscire dalla struttura accreditata o convenzionata e svolgere un servizio a carico dell'assistito anziano che vive in area disagiata e che ha bisogno di un maggiore supporto. Quanto il finanziamento? Il finanziamento è di circa 230.000 euro. Infine, il potenziamento dell'attività degli ambulatori con la telemedicina, un'opportunità per usare la migliore tecnologia e i migliori professionisti. Anche per questo abbiamo un finanziamento per queste aree che ammonta a circa 190.000 euro. Una nuova allerta di colore giallo è stata diramata questa mattina dalla Protezione Civile della Regione Liguria. Come vedete nella cartina, l'evoluzione meteorologica delle prossime ore ha motivato questo provvedimento che riguarda le zone B, ovvero quella del Genovese, e le zone dell'entroterra D ed E, dalla mezzanotte di quest'oggi sino alle 15 di domani, sabato 21 luglio. Il fine settimana in linea di massima sarà l'insegna dei ripetuti passaggi perturbati. L'instabilità accentuerà dal pomeriggio di oggi e dalla notte avremo una situazione meteorologica caratterizzata da un'elevata energia disponibile in atmosfera sopra il bacino del mare Ligure. Determinante almeno sino alla parte centrale della giornata di sabato sarà la possibilità di innesco di fenomeni temporaleschi. Se le masse d'aria riusciranno a concentrare l'umidità in prossimità dei rilievi, potrebbero svilupparsi temporali localmente anche forti. Qualora invece non si verificasse questo avvio, è altrettanto plausibile che i temporali siano deboli o addirittura non si verifichino. Dal pomeriggio è più probabile che i nuovi fenomeni di calore si vadano a verificare in prossimità dei rilievi localmente in estensione lungo la costa.
Un nuovo incontro tra il vescovo diocesano e il mondo del lavoro. Monsignor Tanasini ha celebrato la messa alla SEAC di San Colombano Certenoli in Fontanabuona, l'azienda specializzata in prodotti per la subacquea. La messa è stata preceduta da un confronto sulle difficoltà attuali in campo di occupazione. Nessun sviluppo lavorativo, poche risorse per i dipendenti che faticano ad esempio a pagare l'affitto, più povertà. Non è per niente roseo il mondo del lavoro oggi. È stato un confronto generale sui temi dell'occupazione, quello che si è svolto alla SEAC di San Colombano Certenoli tra il vescovo e i vertici aziendali, un'occasione durante la quale Monsignor Tanasini ha invitato a mettere l'accento sulla famiglia e sulle sue necessità. La prima relazione, ha poi spiegato il pastore della diocesi celebrando messa in fabbrica, è quella con Gesù, un rapporto che deve essere punto di riferimento anche in situazioni in cui ci si sente moralmente stanchi, invasi da un senso di inutilità o di oppressione. La Chiesa, ha spiegato Monsignor Tanasini, ha il compito di far percepire la presenza di Cristo e di investire tutta se stessa per vivere le relazioni tra gli uomini, un valore che ha fatto breccia tra i presenti alla celebrazione. Quando si tratta soprattutto di commercio, è vero che ci sono nuove tecnologie, nuove metodologie, nuovi canali, ma ancora la relazione con il rivenditore, con la controparte è importante, non solo dall'aspetto umano ma anche dall'aspetto relazionale, professionale e quant'altro. Quindi sicuramente un messaggio che rafforza questo tipo di importanza, anche se sembra scontato, è comunque importante, perché si tende qualche volta a dimenticarsi della relazione diretta e di concentrarsi un po' troppo su quella solo social o digitale. Un mondo del lavoro in difficoltà, si diceva, per fortuna non alla SEAC di San Colombano Certenoli, che addirittura va in controtendenza. È un'azienda di medie dimensioni, con uno stile ancora familiare e che, nonostante l'aria di cambiamento nel settore del commercio, tiene alta la testa. È un'azienda solida, che genera profitto e che è cresciuta anche negli ultimi tempi. Abbiamo incrementato il personale anche in aree non solo operative ma anche strategiche, come nell'area marketing, nella stessa area vendite. Io stesso sono la dimostrazione vivente perché sono entrato nel ruolo da questo gennaio e vengo da un business completamente diverso. Debutto questa sera a Rapallo per l'iniziativa Tramonti di Montallegro promossa dal Comune per valorizzare il santuario mariano alle spalle della città. Sul campo Macera sarà presente una mongolfiera a bordo della quale potranno salire coloro che avranno prenotato il biglietto all'ufficio yacht del lungomare. Il viaggio inaugurale vedrà la presenza di numerose autorità. Il Presidente del Consiglio sarà il primo a andare sulla mongolfiera. Ma insieme agli altri amici e collaboratori è un'iniziativa credo estremamente importante che si pone l'obiettivo di valorizzare ulteriormente il nostro santuario, che ha una valenza unica per la nostra città, un rapporto, un legame strettissimo, 461 anni di storia, con un rapporto con Montallegro che si è consolidato di generazione in generazione e fa esaltarne le valenze non solo religiose, che restano fondamentali e pregnanti, ma anche gli aspetti paesaggistici, culturali e storici, con la possibilità attraverso la funivia in 7 minuti di salire dal mare alla collina con un panorama eccezionale ed unico. Avevamo un sogno, quello di riuscire a valutare il santuario di Montallegro. Deve essere conosciuto di più, deve essere frequentato di più. Come? Con delle iniziative molto importanti, con una mongolfiera con un significato importante, perché questa mongolfiera a cosa serve? Serve a far vedere il santuario, serve a incuriosire lo spettatore nei confronti di questo meraviglioso santuario, con degli ospiti che sono delle eccellenze. Avremo una serata con Vittorio Sgarbi, avremo un'altra serata appunto con Poretti, come possiamo vedere appunto dalle immagini, e non solo. Un'altra scommessa importante la sta facendo il sindaco in primis, è quello di riuscire a dare un collegamento tra il santuario e la città anche notturno. Questo naturalmente ha una visione completamente diversa del nostro santuario, quindi con un'evoluzione del santuario e con una disponibilità di accesso al santuario nei confronti della nostra città completamente diversa.
Oggi si festeggia Santa Margherita Ligure, momento culminante dei festeggiamenti per la cittadina di Santa Margherita Ligure. Alle 18 nella Basilica la Santa Messa sarà presieduta dal Vescovo di Savona Noli, Monsignor Gero Marino. Alle 21 il canto del Vespro, qui seguirà la processione per le vie della città, la benedizione del mare in prossimità di Piazza Vittorio Veneto, il rientro in chiesa con la benedizione eucaristica e il bacio delle reliquie della Santa. Festa in onore di Santa Margherita anche a Mocconesi Alto, questa sera alle 20:30 il canto dei secondi vespri, la processione con l'Arca della Santa e al rientro in chiesa la riflessione e benedizione eucaristica. Presiede Don Gianluca Trovato. Domani alle 19 sarà celebrata la messa prefestiva di ringraziamento e in suffragio dei fedeli defunti. La comunità di Sant'Ambrogio di Cornia si appresta a celebrare la festa di Nostra Signora del Carmine. Domani alle 20:45 si terrà un momento musicale con canti e testi in onore della Beata Vergine curata dal coro Femocò. Domenica, giorno della festa, alle 11 la messa solenne presieduta dal parroco. Alle 20:30 i secondi vespri, la processione a flambeau con l'Arca della Madonna, la riflessione e benedizione eucaristica. Sarà presente Don Stefano Bruzzone. Seguirà un momento di festa sul sagrato della Chiesa. Da domani a domenica a Santo Stefano d'Aveto sarà ospitata la 22esima edizione del Festival Appennino in Musica. Diverse bande e cori coinvolti nella manifestazione. Si inizia domani alle 14:30 con la sfilata che prenderà il via da via Roncolongo. Nelle serate di sabato e di domenica concerto al Santuario di Nostra Signora di Guadalupe. L'organizzazione del complesso musicale di Santo Stefano d'Aveto. Perché è importante portare la musica nell'entroterra e vicino alle montagne? Sicuramente per noi la musica è un fattore di aggregazione sociale comunque importante e lo dimostra il fatto che il nostro complesso musicale, che è composto appunto da banda, coro e scuola di musica, conta comunque un buon numero di persone che amano comunque la musica, hanno voglia di suonare e cantare, e la scuola di musica, che è il nostro fiore all'occhiello, conta comunque 20 bambini e ragazzi che provengono non solo dalla Val d'Aveto, quindi Santo Stefano Reggio Aglio, ma anche dalla zona di Borzonasca. Vediamo in breve gli appuntamenti. 2 giorni, il 21 e il 22 di luglio. Iniziamo dal 21 luglio, che cosa accadrà? Cominciamo il pomeriggio con la sfilata di 4 bande con partenza da Roncolongo e da Rocca d'Aveto per ritrovarsi poi in piazza Livellara. Alle 16 le stesse bande faranno un concerto. Si tratta della banda di Bedogna, della banda di Ceranesi, di Pontedecimo e di Cogoleto. La sera invece alle 21 spazio poi ai cori con il coro Montenero di Ponte dell'Olio in provincia di Piacenza, il coro Montebianco di Genova e il coro La Contrada, che è il coro di Santo Stefano d'Aveto, a cui poi si aggiungerà anche il nostro coro polifonico del complesso musicale. Quindi si inizia alle 14:30 e si conclude alle 21 alla chiesa di Nostra Signora di Guadalupe. Il 22 invece? Cominciamo la mattina con una messa per rendere in un certo senso omaggio a tutti i musicisti, come diciamo noi, andati avanti, per utilizzare un linguaggio un po' degli alpini. È una messa animata dal nostro coro, a cui seguirà poi la deposizione delle corone e l'omaggio ai caduti con la banda pontoliese di Ponte dell'Olio. Sempre la stessa banda al pomeriggio farà una sfilata e un concerto, mentre la sera ci sarà poi il concerto conclusivo sempre nel santuario con la nostra banda e la banda di Cicagna. È andato alla squadra Magil il terzo torneo di calcio di beneficenza organizzato a sostegno dell'associazione Et Labora. Ieri pomeriggio al campo sportivo dell'Istituto Maria Luigia di Chiavari si sono sfidate 4 squadre composte anche da rappresentanti delle realtà del territorio che nel corso degli anni hanno contribuito all'inserimento lavorativo di giovani in difficoltà. Insieme si vince sempre. Lo hanno sperimentato ancora una volta i tanti amici che per il terzo anno consecutivo hanno organizzato un pomeriggio di sport seguito da una cena nella struttura sportiva del Maria Luigia a Chiavari. 4 le squadre in campo con una formazione ancora più numerosa che ha lavorato dietro le quinte. A giocare oggi ci sono 4 squadre. C'è la squadra di Y Scout, la squadra di Y Lab, la squadra della Magil e la squadra di Noise Feed. E oltre alle squadre, altre persone che hanno organizzato sono It's for Kids, che ha cucinato per questa serata, Milu Desk, che anche lui ha dato una mano nell'organizzazione, e tanti altri che hanno dato un contributo.
L'obiettivo: contribuire al sostegno dell'associazione Et Labora, fondata per accompagnare gradualmente nel mondo del lavoro giovani che stanno attraversando un momento di difficoltà. La festa è organizzata non solo dall'associazione ma anche da tutti i professionisti che in questi anni hanno accolto i ragazzi nelle loro realtà lavorative. Infatti è stato proprio un momento interessante, positivo e ricco questa organizzazione, perché tante persone si sono coinvolte in questo gesto di gratuità. Le principali attività svolte dall'associazione sono l'orientamento, gli inserimenti lavorativi con specifiche attività di tutoraggio e l'affiancamento delle realtà lavorative che ospitano i ragazzi per sostenere un percorso di crescita professionale e umano per tutti. Un legame che non si esaurisce nell'ambiente di lavoro, ma che prosegue anche al di fuori nello spirito del reciproco aiuto. La cosa importante che voglio dire è ringraziare veramente tutte le persone che stasera sono qua, perché si sono mossi tutti. Nel momento in cui un mese fa abbiamo parlato di organizzare il terzo torneo, chiunque ha dato il suo contributo e si è reso disponibile per questa giornata, quindi grazie. Nel corso del Sinodo dei Vescovi sui giovani del prossimo ottobre, Papa Francesco canonizzerà un giovane morto all'età di 19 anni. L'annuncio è stato dato questa mattina nel corso del Concistoro. Vediamo la notizia pubblicata sul sito di Radio Vaticana. Papa Francesco ha annunciato che il beato abruzzese Nunzio Sulprizio, morto nel 1836 a 19 anni, sarà canonizzato durante il Sinodo dei Giovani insieme a Paolo VI, che lo beatificò nel 1963, e a Monsignor Romero. Sfruttato sin da bambino, senza pietà dallo zio Fabbro, accettò con grande fede le sofferenze del tumore osseo. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani insieme a Marco Revello, poi ci ritroviamo con tutte le altre notizie. Con i poveri senza paura, questo è il titolo di Avvenire, ma sono le parole dei vescovi italiani. L'appello: non volgere lo sguardo, ridire no all'imbarbarimento, salvare e accogliere. La CEI: continuiamo a prestare la nostra voce a chi ne è privo. L'Unione Europea intanto deferisce l'Ungheria alla Corte di Giustizia per il giro di vite sui migranti e l'ONG. L'Italia chiede una cabina di regia per gli sbarchi. Il comandante della Guardia Costiera: soccorrere sempre. La politica interna: scontro Boeri-governo, quindi tra l'Inps e l'esecutivo, nomine, salta il vertice. Visita ad un centro della Caritas di Di Maio, leader del Movimento 5 Stelle, annuncia emergenza azzardo, presto una nuova stretta. E poi 2 euro l'ora e nei campi anche i bambini, reportage sul caporalato a Mondragone. Canonizzazione, Nunzio Sulprizio, santo al sinodo, il giovane operaio. E oggi Avvenire ricorda anche un anniversario: bambini in provetta quando i figli li porta la scienza. Ben 40 anni fa nacque il primo bebè concepito in vitro, ma l'infertilità si estende e i dati parlano di più embrioni non gravidanze, boom dell'eterologa e aspiranti madri sempre più anziani. Negli anni le tecniche di PMA non hanno avuto alcun miglioramento. Siamo sul secolo XIX, che titola Buoni pasto dell'azienda Qui. A Genova indagano i PM, acquisiti i bilanci. Fogliani, presidente del gruppo: primo obiettivo è salvare i posti di lavoro, e interviene sul caso anche il ministro Bongiorno. L'Italia rimasta alla lira che specula sui francobolli, e poi la trattativa Stato-mafia accelerò la morte di Borsellino, questo lo dice la Corte d'Appello di Palermo. Dal nostro territorio: uccise giovani di Levi, condanne in appello a 29 anni. E poi ancora sulla prima pagina, per lo sport: al Foggia meno 8 punti in appello per l'Entella, Serie B lontana. E parlando ancora di Levi, ma dal punto di vista politico-amministrativo, Levi non approva la pratica di bilancio e rischio commissario, consiglio al vetriolo. Il sindaco Centanaro sugli equilibri, votazione pretestuosa. Per sbloccare la situazione c'è tempo solo fino alla fine del mese. E sempre all'interno del secolo XIX, nelle pagine del Levante, Croce Verde festeggia i suoi primi 110 anni a Santa Margherita Ligure, una storia nata nel 1908 con 25 volontari. Adesso gli associati sono 500, domani sera la cena benefica all'Anfiteatro Bindi di Santa Margherita. Le ultime notizie dalla redazione, oggi per noi Maurizio Garreffa.
Grazie Cristina, un saluto a tutti. Due brevi di cronaca. I carabinieri di Rapallo hanno arrestato un 45enne di Varese, residente però a Rapallo. L'uomo, con precedenti giudiziari, deve espiare la pena di 20 giorni per guida in stato di ebbrezza alcolica. È stato portato nella sua abitazione in regime detentivo. E i carabinieri di Lavagna hanno arrestato un 56enne pregiudicato del posto in esecuzione di un ordine di aggravamento della misura degli arresti domiciliari. L'uomo è stato recluso nella casa circondariale di Genova Marassi per reati in materia di stupefacenti. È tutto, a te Cristina. Bene, grazie, non ci sono altre notizie, il TG13 termina qui, l'informazione torna questa sera alle 19.15, 20.30, 22.45 con Tigullio Oggi. Vi ricordo questa sera alle 21 la rubrica di approfondimento religioso Noi Chiesa. Grazie a tutti dell'attenzione, buon pomeriggio.